Allora, il titolo di questo spazio, vedete, notai proposte anticrisi, e c'è con noi Maurizio Del Rico, presidente del Consiglio Nazionale del Notariato. Ma avremmo potuto anche intitolarlo, visto che parliamo di crisi, anche i notai piangono? Potrebbe essere? Potrebbe essere. Buongiorno. Sicuramente è un momento difficile per il notariato come per tutte le professioni. Negli ultimi 5 anni le nostre attività sono diminuite del 50%. 50%? E attualmente assistiamo anche a una crisi un po' vocazionale dei giovani che con più difficoltà si avvicinano al notariato, e nello stesso tempo abbiamo un eccesso di prepensionamenti. Stiamo cercando ovviamente di mutare anche un po' il nostro atteggiamento, che già da anni stiamo portando avanti, verso un notariato sociale, un notariato a sostegno dell'economia, un notariato che tende alla sburocratizzazione del sistema, che sostiene il cittadino, che fa questo percorso a fianco del cittadino. Ecco, e ci sono una serie di, come l'abbiamo chiamate, proposte anticrisi da parte dei notai. Vediamole con Rossella Marsocci, poi veniamo in studio e approfondiamo alcuni di questi temi. Bene. Il mercato immobiliare è ancora in crisi. Per ridare slancio al settore, il Consiglio Nazionale del Notariato propone l'introduzione dei contratti rent to buy, che consentono di acquistare un immobile versando un affitto che poi si trasforma nel pagamento a rate dell'abitazione. Non si anticipano capitali e solo alla fine si diventa proprietari. In qualsiasi momento inoltre si può vendere l'immobile. Chi acquista procederà a completare i pagamenti. Un modo alternativo per comprare casa è poi l'acquisto all'asta, un'operazione complessa che i notai vogliono rendere più semplice e trasparente attraverso le aste telematiche notarili. Si tratta di un nuovo sistema che consente di partecipare alle aste immobiliari che si svolgono fuori dalla città in cui si risiede senza doversi spostare. Basta rivolgersi ad un notaio della propria città che via web esegue in diretta tutte le procedure. E ancora, i notai italiani, per fronteggiare le esigenze delle sempre più numerose famiglie di fatto, propongono i contratti di convivenza, e sabato prossimo, 30 novembre, i consigli notarili di tutta Italia rimarranno aperti per consentire di informarsi su come questi contratti possono facilitare la vita di coppia. Si tratta di accordi che regolamentano la convivenza sul piano patrimoniale. Si può stabilire in anticipo come ripartire le spese per l'acquisto della casa in cui si abita e per la vita domestica, e poi definire in anticipo a chi andrà l'abitazione in caso di cessazione della convivenza, ed eventualmente fissare con testamento eventuali clausole a favore del convivente. A partire dal prossimo 2 dicembre questi contratti potranno essere stipulati presso gli studi notarili in tutta Italia. Allora, sono una serie di proposte, notaio Del Rico, però un paio mi sembrano decisamente interessanti. Intanto, il contratto rent to buy per acquistare la casa, trasformare l'affitto in rata praticamente, come funziona? Sì, diciamo, l'idea è un po' partita perché il rent to buy già esiste e anche in ordinamenti esteri, ed è stato un po' riadattato alla situazione dell'Italia. Abbiamo notato che c'è un grande invenduto sia dell'usato che del nuovo, c'è una crisi di liquidità, c'è ovviamente anche difficoltà nel concedere i mutui, quindi l'accesso al credito, rimane sempre la volontà di acquistare l'abitazione da parte dei cittadini e del costruttore di continuare a svolgere un'attività imprenditoriale, quindi liberarsi di quello che ha costruito. Abbiamo fatto alcune modifiche, abbiamo reso degli schemi più flessibili. Il rent to buy è uno di questi, consente di accedere immediatamente al godimento della casa. Si è presto ovviamente a fasce immobiliari sotto i 250.000 euro e riguarda ovviamente soprattutto i giovani, perché c'è un pagamento rateizzato nel tempo che è pari al canone di locazione. Passato, diciamo che si diventerà proprietari alla fine del pagamento di questo percorso, ma durante il percorso si è liberi di cedere la propria posizione contrattuale e quindi eventualmente di cambiare casa e cominciare con questo sistema un nuovo rapporto, senza che si perdano i canoni versati, perché vanno in conto prezzo. Nello stesso tempo il venditore avrà possibilità di cedere il suo credito attraverso una canalizzazione finanziaria particolare.
Quindi in questo modo abbiamo agevolato un po' il discorso della circolazione. Chiaramente questo va accompagnato anche a proposte fiscali di spalmare l'imposta nell'acquisto, quindi durante la rateizzazione, e in genere a proposte fiscali che devono tendere per queste case a diminuire sempre di più il carico. Benissimo, l'altra cosa importante è il contratto di convivenza. Voi avete addirittura uno slogan per facilitare la... Abbiamo fatto una serie di slogan, uno di questi è "Siamo due cuori e una capanna". Vi diciamo a chi mostra la telecamera, ecco. Vi diciamo a chi spetta la capanna quando i cuori si infrangono. Il che la dice lunga su questo contratto di convivenza. Noi regolamentiamo esclusivamente... Quindi voi dite, andate a convivere, però mettetevi d'accordo prima su quello che potrà succedere se doveste litigare e separarvi. Esattamente, proprio la cultura della convivenza, cioè avere questa accortezza al momento della convivenza di regolamentare il rapporto patrimoniale, perché noi chiaramente questo nostro intervento è solo e esclusivamente al rapporto patrimoniale, senza nulla a che vedere su quello che è il rapporto sull'Unione, che questa è una materia che compete esclusivamente al legislatore. Il 30 novembre il notariato farà notariato a porte aperte in tutta Italia, tutti i consigli notarili vi aspettano per dare a tutti i cittadini le notizie a riguardo, fornire schemi contrattuali, consulenza, prendere un caffè con noi, ma farci due chiacchiere su questo tema della convivenza. I vantaggi quali sono sostanzialmente? Che attraverso questi schemi contrattuali si cerca di tutelare la posizione del convivente più debole, perché è sempre così in un rapporto, c'è sempre una parte più debole. Quindi bisogna avere la cultura, imparare a disciplinare l'uso dei beni, l'acquisto dei beni che si fanno insieme, le quote di mutuo che si pagano, soprattutto fare attenzione a quello che è il momento della cessazione della convivenza, quindi anche costituire dei fondi dedicati, quindi dei fondi di tipo assicurativi a favore del convivente, perché ovviamente nelle convivenze non c'è la pensione di reversibilità. E come diceva lei, anche disposizioni, diceva prima il servizio, anche disposizioni testamentarie a favore dei conviventi, sempre nel rispetto di quelli che poi sono i diritti dei figli e degli altri legittimari. Abbiamo un'ultima battuta e basta, quindi la prego sia conciso. Mi sparerebbero tutti se io non le dicessi, ma il notaio costa caro, che è quello che dicono tutti. Ma questo veramente non è proprio così, anzi non lo è affatto, perché noi di quello che si paga al notaio ci sta un grosso prelievo fiscale, ci sta un grosso, diciamo così, esborso dovuto a una situazione abbastanza pesante del carico fiscale italiano, quindi basta leggere con attenzione una parcella per capire che la parte del notaio è la parte residuale, poi oltretutto oggi siamo in un regime di libera concorrenza e quindi si può tranquillamente, come devo dire, convenire si scrive prima. notaio ma si legge Stato. Diciamo è così. Perfetto. Grazie a lei. Notaio Del Rico per essere stato con noi. Adesso Grazie. linea al telegiornale. Grazie.